Bene, siamo tornati in diretta, cambio di tematica, cambio di ospite, ormai conoscete il nostro stile. Un saluto e un benvenuto per quanto mi riguarda per la prima volta a Leonardo Cetera, ex presidente costruttori di Padova. Grazie per aver accolto il mio invito. E il titolo provocatorio, Sistema Veneto, lavora chi dico io. Non so, in questi giorni mi è venuto un po' da pensarla così, perché io immagino che grandi strutture o piccole strutture, se il sistema si è poi allargato e ampliato nel grande e nel piccolo, ed è così, ha voglia di lavorare. Sbaglio? Com'è come tipo di vita e di settore? Beh, il settore è un settore in piena crisi, ormai da anni. È una crisi però di mancanza di finanziamenti. Noi abbiamo sempre meno lavori da poter partecipare, soprattutto perché mancano i finanziamenti. Da Roma non arriva un euro, dalla Regione meno, ecco per cui il settore è in crisi e speriamo di uscirne presto. Poi quello a cui stiamo vedendo in questi giorni è un altro discorso. E mi viene da fare facile ironia, cioè le frasi che lei ha appena detto, nel senso è logico che non arriva un quattrino, se li sono suddivisi determinati personaggi che ben sappiamo, comunque ripeto ogni volta per doveroso insomma dovere del giornalista è ancora tutto da... però... Sì. Beh, io dico una cosa che anche quando ero presidente dei costruttori ripetevo. È un fatto che i finanziamenti arrivano per grandi opere e anche per settori del nostro settore edile, arrivano attraverso il CIPE, no? Questa suddivisione tra... Traduciamo sempre per i telespettatori, le varie sigle, tutto. Sì, adesso esattamente, non so, comunque è quel comitato a fianco del governo che decide dove mandare i finanziamenti. Ecco. Adesso devo dire che il CIPE si riunisce molto poco, non si riunisce più perché non arrivano soldi, però quando arrivavano sicuramente c'era una divisione, io la chiamo regionale. Allora, quando toccava il Veneto, la parte del Leone, se non l'esclusivo Leone, era sempre Venezia Nuova e poi il Mose. Questo ha portato che il Veneto ha già avuto, veniva bloccato lì probabilmente il ministro che cercava di portare finanziamenti, perché ogni ministro parteggia per la propria regione, lo trovo logico, e il Veneto per i fiumi, ad esempio, non ha avuto finanziamenti e lo vediamo sempre perché basta una piccola pioggia che ormai i nostri fiumi non reggono più. Non si è fatta manutenzione, non arrivavano soldi. Invece a Venezia arrivavano. Poi che arrivassero perché stiamo leggendo perché arrivavano o arrivavano perché in effetti il Mose è una grande opera che ormai bisogna finirla, io dico, non vorrei dire una provocazione eccessiva, che anche se Venezia viene salvata 10 anni dopo non cambia, nel senso che occorre riportare ad avere finanziamenti anche per altre opere, non possiamo solamente avere finanziamenti su Venezia, da cui devo dire noi costruttori normali siamo esclusi. Si parlava appunto di un settore in crisi e di un settore appunto, come sottolineava lei, tagliato fuori piuttosto dalle grandi commesse. E così in questi giorni ricordo benissimo una telefonica che diceva: ma lo sapete che noi ora abbiamo capito perché trovavamo lavoro soltanto fuori dalla regione e non in questa regione? Perché abbiamo visto sia l'Expo a Milano, quindi la Lombardia, la mia regione, e anche questa qui del Veneto, come vengono gestiti determinati settori, determinati lavori. Da lì che ho detto, questo è il titolo giusto, lavoro che dico io. Beh, non ne devo dire proprio così, dobbiamo distinguere tra anzitutto piccole opere e grandi opere. Sì, lo dicevamo prima. Ecco, sì. Purtroppo non ho sentito, mi scuso se ripeto. No, insieme, lo dicevamo prima, lei aveva già rimarcato questa cosa, cioè occorre... Però mi spaventa, del tipo se si fanno cose così in grande, magari anche nel piccolo, vede, no? No, cioè lei tenga conto che c'è purtroppo per queste grandi opere esiste due tipi di culture, la chiamo io, la cultura della deroga, della eccezionalità e la cultura dell'emergenza. Ora, io capisco che l'emergenza possa esserci solamente per i terremoti imprevedibili. Cultura dell'emergenza abbiamo visto che può succedere anche per un terremoto, quello che può succedere, quello che... Sì, accadimenti naturali, insomma, imprevisti. Sì, allora, e questo va in deroga, solo che da noi la deroga c'è per i mondiali di calcio, che non è emergenza, perché si sanno 8 anni prima. La deroga può essere per i lavori del G8, non è emergenza, credo che la divisione dove facciamo il G8 lo decideranno i capi di Stato ben anni prima. Il ponte di Messina certamente lo si sa ben prima. Ecco, anche il Mose certamente non è emergenza. Allora,
il portare ad emergenza il tutto, e quindi vuol dire il portare ad avere un commissario, oppure una SPA, oppure un concessionario, sempre unico e scelto senza gara, porta a quello che è successo. Ma è scusate, quel tipo ma di perché non si è cultura. ribellato nessuno Ma al perché fatto non di siamo- avere un consorzio che insomma fosse unico padrone di Sì, qualsiasi ma allora, cosa? lei prende a noi imprese, chiamiamoci tra virgolette normali. Il nostro fatturato può essere 5, 10, 1 milione all'anno per i piccoli, 20 milioni, qui si sta parlando di 5 miliardi e mezzo, mi Certo, sembra. quindi non ho la struttura neanche per prendere una noi commessa del genere. saremmo i giusti subappaltatori per questo tipo di opere. A me pare che quello che è mancato è stato anche questo tipo di equilibrio. Ah, allora vede che ci siamo. Sì, sì, allora, noi in questo caso lavoreremmo per giustamente ci deve essere il grande gruppo, che deve essere scelto per gara, qui non c'è stata mai gara. Esatto. Ma fatta la gara, il grande gruppo poi deve subappaltare a chi? Io dico alle imprese locali. Ecco, su questo le nostre leggi farraginose, eccetera, non portano a una Questo non è facilità. stato fatto, era sempre tutto... Lei tenga conto che se noi andiamo in gara oggi e ci troviamo di fronte a un'impresa, diciamo della Val d'Aosta per non dire della Sicilia, ha purtroppo prezzi e costi quindi diversi dai nostri, perché non sta a me, immagino. Non in giù nel senso. No, ho detto Val d'Aosta perché... No, dicevo, lievitati o certamente concorrenziali se noi paghiamo i nostri operai correttamente il tutto e con contributi, e se un altro magari non paga questi contributi o li paga meno, evidentemente i costi sono minori, esatto, e quindi è più facile che in una gara con... È la concorrenza sleale. Allora occorre riportare a regolarità il tutto. Nel campo dei lavori minori, purtroppo oggi i comuni sono bloccati dai vari patti di stabilità, esatto, assurdità, perché potrebbero avere i soldi e non fanno i lavori e non possono appaltare. Però ecco, dico, riportata a normalità questo, e spero in questo che il governo Renzi riesca ad avere delle deroghe europee, da poter appaltare anche con i soldi in cassa, come oggi succede in molti comuni. Occorre però riportare, non si può lavorare con un codice degli appalti che ha 300 articoli, e questo vale solo per i lavori piccoli, perché i lavori grandi vanno in deroga, proprio perché c'è l'impossibilità di gestirli con 300 articoli, quindi vanno in deroga. Noi oggi stiamo impazzendo con appalti in cui presentiamo centinaia di documenti inutilmente con costi enormi. Occorre diventare tutti un po' più seri. Ecco, è un settore purtroppo che è stato trascurato, o meglio, forse troppo sotto l'occhio del ciclone, e oggi siamo nella situazione in cui siamo. Le posso chiedere una cosa? Qualcuno in passato mi ha detto che questo è il settore, l'edilizia, quello più a rischio per quanto riguarda corruzione e magheggi. Perché? Mi può insegnare il perché, per come, se è corretto e condivide questa frase? Anzitutto io non credo, io penso che noi siamo a rischio esattamente come gli altri. Dico solo che forse siamo un po' più esposti, e la politica certo nel tempo parecchio, dal momento che ha molta influenza sul nostro settore, perché un particolare appalto può essere appaltato in tante maniere, ecco, forse questo ha creato certi fenomeni degenerativi che sono usciti. Però guardi, occorre uscirne ritornando alla vecchia legge Merloni, che era la legge del post-Tangentopoli, una legge che è stata fatta che cercava la concorrenzialità, la qualità e come possiamo chiamarla, la trasversalità un po' del tutto, cioè che tutto sia chiaro, che tutto sia... Qui tra 300 articoli di legge ci si infila sempre la possibilità di andare a cercare quel qualcosa che anche dopo lei porta... quindi condivide questa cosa di semplificare? Ma non c'è dubbio, cioè noi come associazione ANCE stiamo facendo l'impossibile da anni, che lo diciamo. Purtroppo invece ogni volta vengono corretti gli articoli, quindi 280 articoli, ci sono 280 articoli più 300 articoli bis dell'articolo che va a cambiare. Non è possibile continuare così. Questo non c'entra niente con la grande opera. La grande opera va in deroga, e con la deroga succedono fenomeni corruttivi. A me quello che ha impressionato del discorso di questi giorni... voglio sentire la sua. Ecco, io sono impressionato dalla trasversalità corruttiva. Parto a dire che sono garantista, che non so se tutto quello che è stato detto è vero. Lo dobbiamo dire, aspettiamo, vediamo che... Quello che impressiona nella lettura è che quando io faccio un'opera, dovessi fare un'opera, ho il progettista, ho l'impresa, ho il direttore dei lavori, ho prima ancora la politica, il funzionario, il caposettore, alla fine ho chi mi deve controllare, il controllore, c'è chi porta la finanza, c'è il finanziere che deve controllare. Beh, qui ci sono tutti. Cioè la trasversalità che impressiona, almeno io sono rimasto impressionato da questo, perché il rapporto politica-imprenditore da sempre purtroppo ha portato a questi fenomeni. Qui il fenomeno è
è chiuso su un cerchio. Ecco, a me è impressionato questo, sempre che sia vero quello che si dice. Sì, perché infatti prima si diceva molti hanno mangiato, ok, rispettivamente a ciò che è la grandezza del Veneto, no, se la sono spartita la torta in pochi alla fin fine, ok, capisco, però è quello che sta dicendo lei, qui c'era veramente dentro di tutto, cioè da quello che doveva controllare a quello che... Era un cerchio chiuso, io ho detto solo quello che a me ha impressionato, poi... Cosa vuole? Le chiacchiere, era un anno che ne parlavano di questo. Allora, le passo l'auricolare perché abbiamo Adriana, la signora Adriana da Treviso, se ho capito bene. Buonasera. Buonasera Emiliano e il suo ospite. Buonasera. Buonasera signora. Prego, lei ha la parola. Sì, io sto pensando una cosa, impossibile che non si possano fare i soldi onestamente, voglio dire, insomma non è mica... È una cosa vergognosa perché anche il signor Galan lì, che sembrava che fosse sembra che sia il padrone del mondo, si fa ristrutturare la casa. Io ho una casa, 4 stanze, la più bella della mia non c'è nessuno, ma a me non servono ville, voglio dire. No, ma dico, i soldi onestamente non rubarli loro lo rubano a chi ha meno in pratica, ecco. Beh, sì, a noi cittadini. A noi cittadini è una vergogna, mai mi sarei aspettata che qui nel Veneto ci fosse tanta corruzione. Addirittura anche il sindaco di Venezia, Orsoni, dico, per i soldi qui non si guarda infatti a nessuno, ecco. E mi viene da rimarcare che non c'è bandiera politica qua. Denaro qui. e potere. Signora Adriana, io la saluto, la ringrazio, grazie per averci chiamato e aver detto la sua. Sì, grazie a voi. Grazie, prego, continui sempre a seguirci. Però la gente ha ragione alla fine, perché cittadino... Faccio un pensiero stupido, io in questi giorni ho ricevuto la commercialista Limu, mi viene un po' da pensare. Faccio lo sciopero. Ma scusate, ma è una bella legnata anche, e non è perché sono ricco, l'ho rimarcato. Ho la casa a Milano, vivo qui per lavoro e per lo Stato allora sono ricco. Sì, ma poi quei soldi lì, cioè, sono andati all'Expo? Andranno all'Expo? Oppure chi, insomma, qui ha risparmiato una vita intera, si è fatto una casetta, cioè, comunque è pazzesco, è il momento... 1 milione di euro, caspita, all'anno, 250.000 euro, ti arrabbi. La signora Adriana magari dice, io ho quella casetta lì, me la sono sudata una vita intera, sono lì da sola, tasi, mica tasi, devo tirare fuori di soldi. Sì, è il momento di reagire un po' tutti, ma soprattutto a livello, io insisto, legislativo. Torniamo a fare le cose facili, le cose semplici. Chi sbaglia paga, chi sbaglia nel nostro settore, l'ha detto oggi Squinzi qui a Padova. Sì, è vero, proprio qui anche la dice, dichiarazione. Sì, sì, non può far parte di Confindustria e quindi dell'ANCE chi è sottoposto a un... Leggo velocemente, presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, parlando dal palco dell'assemblea di Confindustria, sì. Insomma, dice, da questo punto di vista sono un talebano, nelle nostre imprese, ha detto, non ci devono essere pratiche che non siano trasparenti, chi sbaglia deve essere espulso dal nostro sistema senza storie. Sì, sì, è stato chiarissimo. Ok, mi viene da dire, ok, belle parole, ma riflettiamo un attimo. Lei viene, io magari non ho proprio questa correttezza insita in me e mi offre 250.000 euro, una bella busta in pizzeria. Sì, ma qui c'è però una questione... Il denaro corrompe, sì, il potere corrompe. In questo caso c'è un corruttore e un corrotto. Esatto. E occorre ritornare a un'etica, e c'è un'etica professionale. Questo che manca, Beh, insomma, noi spero che insegniamo bene ai nostri figli che il futuro sia diverso. Pensi che mi è stato, scusi se mi interrompo, mi è stato raccontato dal presidente, insomma, dei traghettatori, adesso non mi viene in mente bene la carica, Fiumani, lo saluto con affetto, sono coloro che insomma portano i turisti qui sul Piovego in giro, e mi ha detto, ma vedi quel ponte che abbiamo qui a Padova? Ho detto, sì, lo vedo. Lo sai che l'ingegnere che l'ha costruito tanti anni fa pensava di aver sbagliato qualche calcolo e per la vergogna si è suicidato, è ancora lì il ponte. Mi raccontò questo aneddoto su questo ponte. Io so che sono stati suicidi al Cairo perché non si è aperto un ponte sul Nilo dove aprissero un ponte e non si è mai più aperto. E qui invece non aveva sbagliato niente, ma per l'onore e la vergogna, un tempo gli uomini hanno fatti così, pensate che scelta estrema. Abbiamo Felice Casson al telefono, ricordo senatore del PD ed ex magistrato. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito, Casson. Buonasera a voi.
Buonasera. Senta, io ho una domanda semplice e facile. Come se ne esce da una situazione del genere? Lei è stato magistrato, ha un occhio quindi di riguardo su una situazione così complicata e in più mi è anche senatore. Come se ne esce? Come ci si ripulisce da una figura del genere anche agli occhi poi della stampa e del mondo in generale? La domanda è semplice ma non è facile per niente la risposta, capisco. nel senso che invece piuttosto complicata, e io direi che bisognerebbe affrontare questo problema della corruzione e del malaffare sostanzialmente sotto 3 punti di vista, perché adesso è facile parlare dell'aspetto penale e repressivo delle misure anticorruzione, però a mio modo di vedere queste sono solo l'ultimo anello della catena, perché con la repressione, con i processi non risolviamo i problemi della corruzione, come non si risolvono quelli della criminalità organizzata o dei delitti ambientali o delle morti sul lavoro. Certo che se ci sono delle violazioni ai processi non fatti, se ci sono le prove ci vogliono le condanne vanno fatte scontare. Però io direi che ci sono 2 aspetti probabilmente prevalenti prima da tenere in considerazione. Il primo, a mio modo di vedere, è sempre quello della formazione culturale, dell'etica, del rispetto delle regole, e questo è l'aspetto più eclatante che viene violato continuamente a livello di società, e questo si riverbera anche nei rapporti poi della politica e dell'economia, e però questo rimane comunque l'aspetto fondamentale. L'altro aspetto molto importante è quello della prevenzione, dei controlli, delle verifiche, delle semplificazioni normative, perché quando si creano una marea di leggi spesso fraginose, alle volte in contrasto tra di loro, si creano, per così dire, delle zone grigie, e all'interno di queste è possibile tutto. Il bandito prospera, è facile che ci siano le corruzioni. Quindi per questo dico una situazione molto complessa che va affrontata però sotto tutti questi punti di vista. Io ho una domanda un po' sciocca e mi rivolgo all'ex magistrato, ma tutti questi soldi che sono, insomma, in teoria spariti, come diceva lei, è tutto da accertare, riusciranno poi chi dovere a riportarli al cittadino o allo Stato? Ma guardi, a me risulta già dalla lettura dei giornali ovviamente che i magistrati abbiano già sequestrato 20 milioni di euro. Sì. Quindi la cifra è abbastanza importante. Poi credo attraverso lo strumento del sequestro preventivo, quindi si può fare, si fanno i processi e alla fine, se ci sono le condanne, questi soldi vengono trattenuti dallo Stato. In più credo che se ci sono stati dei profitti di altro genere, come ad esempio i vantaggi con la casa, i lavori presso la casa per circa 1 milione di euro, o altre situazioni di consulenza di questo tipo, c'è la possibilità dopo il processo di chiedere ulteriormente di risarcimento danni. Quindi intanto una bella cifra è stata sequestrata, ritengo che sarà possibile sequestrare dell'altre. In America c'è sempre la moda della famosa class action, cioè dove tutti si uniscono legalmente per chiedere un risarcimento, insomma. È fattibile secondo lei? Il Veneto dovrebbe fare una cosa del genere? I cittadini del Veneto dovrebbero veramente indignarsi e dare quindi un vero segnale alla politica e all'amministrazione in generale, a tutto tondo? Da un punto di vista tecnico-giuridico con la normativa attuale non si può, anche perché sono in corso le indagini, poi i processi per valutare se il reato è stato commesso, e in quella sede chi si costituisce parte civile può chiedere tutti i risarcimenti danni materiali e anche morali. Certo che c'è questo problema piuttosto consistente, perché chi è danneggiato in fondo è il cittadino. A questo punto però credo che bisogna avere fiducia nell'amministrazione e fare in modo che le varie amministrazioni, dallo Stato alla Regione al Comune, si possano costituire parte civile e loro stessi chiedano ai funzionari, ai politici il danno, così come anche i partiti, perché io penso che in tutti i partiti, da tutte le parti, ci siano delle ottime persone, ma ci siano anche i banditi. Allora chi si è comportato da bandito deve essere messo fuori e deve essere chiamato alle proprie responsabilità. Senatore, io la ringrazio e le auguro una buona serata. So che è stata una giornata molto impegnativa, quindi la lascio tranquillo. Buon weekend. Grazie, buona serata.
Grazie a te. Un saluto, un saluto. Allora io voglio concludere quindi con un'ultima battuta con il nostro ospite, eccetera, qui in studio. Anche a lei, come se ne esce? Quindi con legalità, con, sottolineiamo bene o male le stesse cose, con l'onestà anche l'intelligenza intellettuale e personale, quindi cerchiamo di ripulirci noi in primis, solo che non è cittadino che fa queste cose. No, occorre che anche le nostre associazioni, la nostra associazione porti ad un codice che però deve essere poi osservato. Cosa vuole? La firma del codice magari può essere semplice, ma credere nel codice etico che ognuno deve a questo punto portare nelle proprie aziende e poi soprattutto chi sbaglia deve pagare veramente. L'altra cosa impressionante è che molti di questi nomi che lei legge sono nomi di 20 anni fa, non è possibile. Esatto. Allora occorre che ci sia io dico un giro di vite, ma a seguito del giro di vite anche un ritorno a lavorare. Guardi che qui uno dei veri problemi è quello, cioè se ci fosse lavoro per tutti, forse, non parlo di questi grandi episodi, ma se ci fossero episodi minori è proprio perché c'è una concorrenza esasperata. Ecco, occorre riportare... Ma c'è anche da dire, e poi la saluto ringraziandola, che c'è gente che più ne ha più ne vuole, anche questo c'è. E questo sta nell'animo umano di alcuni, e occorre espellerli dal sistema, che non deve essere un sistema. Deve esserci una... Grazie a Leonardo Cetera, ex presidente dei Costruttori di Padova, grazie per essere stato qui in nostra compagnia, grazie a voi per essere stati in ascolto. Sappiate che noi torniamo lunedì, quindi alle 19:15 come sempre, ma non dimenticatevi che questa sera c'è TV7 Match, mi raccomando, è veramente importantissima la serata perché siamo in procinto del famoso ballottaggio. Grazie ancora. Grazie a lei. E grazie anche a Giuseppe in regia. Sigla.